C'è aria di cambiamenti tra gli scranni dell'opposizione in Consiglio Comunale a Treviso. O meglio in Casa Lega, dove il salto del consigliere Mario Conte ha creato un vero e proprio terremoto tra gli equilibri tra l'Istra di partito e la civica di Gentilini. In particolare lo sceriffo non l'ha presa per niente bene. Ieri la scomunica ai nostri microfoni del discepolo più giovane nel silenzio assordante dei veterani, Sandro Zampese e Giuseppe Basso. Per rimettere a posto le cose è dovuto intervenire il segretario provinciale Dimitri Coin. Gentilini si è un po' risentito per il fatto che Mario non glielo abbia comunicato personalmente, ma dal punto di vista politico questo pesa assolutamente poco. Un passaggio che peraltro i capigruppo sapevano da mesi, per un militante molto apprezzato dal partito. Gentilini è ancora per molti uno dei riferimenti più importanti in provincia di Treviso. È altrettanto vero che Mario Conte è anche il consigliere o uno dei consiglieri assolutamente più attivi in Consiglio Comunale, quindi è bene che le cose si risistemino assolutamente in fretta. E quella ancora che deve far pensare, più che lo sceriffo, i suoi delfini, che ultimamente non avrebbero brillato come opposizione, in casi come il bailo, l'ordinanza di pane e vin di 1,5 metri e soprattutto la giornata a piedi e senza nessuno che controllava i varchi. Cambiamenti in corso e in vista, anche se per Mario Conte, come prossimo candidato sindaco, c'è ancora tempo. La strada è ancora lunghissima, Mario Conte è uno dei consiglieri più attivi, come ho detto poco fa, però la scelta di chi avrà questo tipo di ruolo importante verrà presa a debito momento, mi sembra un'affermazione abbastanza prematura.